è stato un fatto di cronaca importante. Era il 1862 e la guerra fra nordisti e sudisti infiammava gli Stati Uniti d'America, giacche blu e giacche grigie. Una notte, sul campo di battaglia, il capitano nordista Robert Ellicott sentì i gemiti strazianti di un soldato che giaceva fra i due schieramenti. La pietà per l'uomo più che per il dovere militare indusse il capitano ad esporsi oltre le postazioni e si avventurò, strisciando verso quella voce fioca che invocava aiuto. Nel buio profondo si lasciò guidare dai rantoli che ormai quella voce non aveva più nulla di umano. Riuscì ad afferrare il soldato ferito e, metro a metro, strattone dopo strattone, sempre restando appiattito al suolo, lo trascinò fino alle sue linee tra i suoi soldati. Avrebbe voluto salvargli la vita, soccorrerlo, ma giunti al sicuro il soldato era morto. Durante il trascinamento la fattura della divisa del soldato ferito aveva già svelato al capitano che si trattava di un soldato sudista. Ma la pietà, appunto, aveva vinto sull'appartenenza militare. Il capitano Ellicott prese una lanterna per vedere il volto del soldato e, illuminato il viso del ragazzo, il cuore del capitano si fermò di colpo. Rimase così, impietrito, minuti e minuti, con i muscoli tesi e gli occhi sgranati su quel volto. Stava guardando suo figlio. Suo figlio, che allo scoccare della guerra stava studiando musica nelle terre del sud, suo figlio che nell'impeto giovanile aveva scelto di votarsi alla causa di quelle terre, suo figlio che ora giaceva inanime davanti a lui. Il capitano abbracciò il ragazzo e lo tenne stretto a sé per un tempo interminabile. Poi, alla ricerca di un ricordo qualunque da portare con sé, frugò nelle tasche della divisa e l'unica cosa che trovò fu uno spartito musicale sul quale il ragazzo aveva composto qualcosa. Il giorno della sepoltura, Robert Ellicott chiese agli alti comandi che la banda militare eseguisse quelle note composte da suo figlio, ma trattandosi di un soldato avversario, gli fu negato il permesso. Allora il capitano chiese che gli venisse concesso un solo strumento, almeno quello. Questa volta gli fu detto di sì. Il capitano scelse allora una tromba che suonò. La prima nota, poi la seconda nota e poi era il silenzio.
veramente bellissimo, commovente.